Kiev annuncia colpita l'ammiraglia della flotta russa, Mosca smentisce, Putin torna ad attaccare l'Europa sulle sanzioni. I riti del Giovedì Santo, Papa Francesco lava i piedi ai detenuti del carcere di Civitavecchia, domani la Via Crucis al Colosseo. La ricetta inglese per l'immigrazione, mandare in Ruanda chi sbarca illegalmente, fa discutere l'accordo siglato tra Londra e il paese africano. Per il turismo è la Pasqua della ripartenza, dalle città d'arte alle località di mare, prospettive inedite per scoprire le nostre bellezze. 110 anni fa l'affondamento del Titanic nelle acque dell'Oceano Atlantico durante il suo viaggio inaugurale, una tragedia che ha ispirato capolavori e ancora oggi appassiona milioni di persone. Buonasera dal TG1, 50° giorno di guerra, in fiamme la nave ammiraglia russa nel Mar Nero, al largo di Odessa. Kiev rivendica l'attacco, Mosca smentisce, ma l'incrociatore sarebbe ritirata verso Sebastopoli. Infuriano i combattimenti nell'est del paese, intanto Putin minaccia impossibile sostituire il nostro gas, dice, e Zelensky si scaglia contro la Germania e l'Ungheria, sono loro, dice, a bloccare l'embargo energetico. Ma andiamo subito sul campo. A Odessa si trova l'inviata della RAI Veronica Fernandez.